anno veramente da incorniciare. Sì, è stata una doppietta bellissima, un bel riscatto rispetto a insomma, gli ultimi 2 anni che abbiamo passato, sì che qualcuno di noi ha passato, quindi una degna chiusura, ecco, dell'anno. Adesso abbiamo un'altra partita domenica, quindi non è ancora finito, però diciamo che sono stati 2 obiettivi centrati. Totalmente dipendente, non stare senza te, arancio nero nelle vene, forza unionale. Totalmente dipendente, non stare senza te. Vi ho visti festeggiare poco fa e si vede che il gruppo è fortissimo. Sì, appunto siamo 26 amici, prima di 26 compagni di squadra, quindi venire all'allenamento, venire alla partita, stare insieme anche dopo l'allenamento, dopo la partita, era proprio stare insieme amici, quindi un clima sereno che poi ci ha portato a questi risultati. Ti lascio i festeggiamenti, grazie, complimenti. Grazie. Presidente, è una bella serata di sport, di tifo corretto, proprio bello. È il leitmotiv ultimamente, tanta gente corretta, partita correttissima, arbitri bravi, quindi mi piace rimarcarlo questo. Questa è l'ultima delle finali di Coppa e di Trofeo Regione Veneto dilettantistiche e dobbiamo dire a consuntivo che insomma fino ad ora è andato tutto molto bene. Quello che mi piace rimarcare di più è proprio la grande presenza di pubblico, proprio appassionati, a dimostrazione che il calcio dilettantistico non ha paura e non soffre crisi. Tra l'altro anche di buon livello, abbiamo visto un bello spettacolo al primo tempo, sicuramente più un testa a testa, poi diciamo che l'Union QDP ha dilagato, però è stata una bella partita. Sì, sicuramente non sembrava una partita di seconda categoria, senza nulla togliere alla seconda categoria però. E anche a livello tecnico, ma soprattutto fisico. Se pensiamo che questi ragazzi vanno a scuola o soprattutto vanno a lavorare 8 ore al giorno, si allenano come si allenano e poi danno tutto in campo. Quando i nostri professionisti dopo mezz'ora si mettono le mani nei fianchi, capisci che la gioia pura sta in questi campi e non in altri. Ecco, questo è un periodo veramente de fuego, possiamo dire, per quanto riguarda un po' troppo. Allora, il menù del fine settimana è pazzesco, vero? Il menù del fine settimana è venerdì, devo fare un po' mente locale, venerdì Roma, consiglio direttivo, sabato Nicolli, le gare del Nicolli, sabato pomeriggio la finale di Unione Sellit, domenica mattina ultime gare eliminatorie del Nicolli, poi a Treviso a consegnare la Coppa della promozione in Serie C, poi tornare di corsa a San Donà per la finale del Nicolli. Speriamo di riuscire a fare tutta sta roba, insomma. Go!